Le contraffazioni e la tutela del consumatore, ma anche il contrasto alla criminalità economica e finanziaria, quella che smercia banconote false, che compie operazioni sospette e che porta capitali all'estero. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 300.000 articoli contraffatti nel 2011 e ben 700 milioni di pezzi giudicati insicuri per la salute umana per un valore di quasi 20 milioni di euro. Spicca il sequestro di 40.000 rubinetti che contenevano metalli pericolosi in quantità ben superiore a quella consentita. Insomma, una sorta di modello Padova. Da Padova abbiamo operato su tutto il territorio nazionale, perché nel momento in cui operiamo un sequestro, grazie all'università, grazie all'ARPAF, grazie alle unità sanitarie locali, riusciamo a, con una certa celerità, sottoporre ad analisi questi prodotti. Notevole l'impegno anche sul fronte del controllo dei capitali. Ben 110 soggetti controllati, uno dei numeri più alti a livello regionale, con 300.000 euro sequestrati dalle Fiamme Gialle. Segnalate anche quasi 200 operazioni sospette e altre che violavano le norme antiriciclaggio che hanno riguardato soprattutto cittadini cinesi. Controlli che continueranno senza pause anche nel 2012. Contro i furbetti, per cui se da un lato combattiamo l'evasione fiscale, combattiamo la contraffazione, dall'altro combattiamo anche coloro che non rispettano le regole nell'utilizzo dei fondi pubblici, coloro che noi li definiamo falsi poveri, poveri per il fisco, ricchi benestanti nella realtà, che cercano di infiltrarsi nei bilanci soprattutto dei comuni per percepire illecitamente dei soldi che in realtà non gli spettano perché dichiarano il falso.